Ultima gara della stagione per Montesilvano e Molfetta, umori totalmente differenti. Se infatti le biancorosse hanno centrato la salvezza per la squadra di Zuccotti, è purtroppo arrivata la retrocessione. Con intelligenza l'italo-australiana da Ortega, chiusura dell'altra spagnola che è Ilenia Caballero, resiste alla carica dei Masciulli, mette in mezzo sul secondo palo il gol del Molfetta con Luna che ringrazia la compagna. Perfetto il passaggio sul secondo palo, perfetto anche l'inserimento. 1-0 per il Molfetta. Esce dall'area di rigore, poi sbaglia, Masciulli recupera, Donati di prima con il mancino. 1-1 tra Montesilvano e Molfetta. Al quinto minuto il pareggio delle biancazzurre. Calè rimane alto il Montesilvano, si crea un varco però per Caballero che alza il pallone sulla traversa. Taglio in mezzo di Masaro, sul primo palo va Masciulli che riesce a calciare con il mancino, pallone in rete, sorpasso del Montesilvano, gol di Camilla Masciulli. Spazio centrale per Spadano che vince il duello con Caballero, pallone sul mancino, conclusione sul secondo palo, non arriva per un soffio Prenna. Su Ortega deve inseguire il pallone Luna, fermato, pallone in mezzo, Castro all'angolino, il pareggio del Molfetta. 2-2 bellissimo, ha calciato in caduta Ellen Castro e ha fissato il risultato sul 2-2. Secondo tempo che sta per iniziare con il tocco di Prenna, riceve quindi Spadano che va in dribbling su Calè, almeno ha tentato, poi Caballero contro Matriciani sotto le gambe del portiere, la rete del Molfetta, 3-2 per le biancorosse. Ha colpito in contropiede la squadra pugliese. Ortega per Spadano, il controllo, il mancino e il 3-3 segnato da Zoe Spadano, tutto di nuovo in parità. Parte Caballero con il destro, scheggia la traversa, il pallone che esce fuori, c'è forse un tocco. Piccinno, portata da Prenna, è salita bene Maiesca, guarda in avanti, il destro Matriciani, il tocco sulla traversa, poi D'Incecco che allontana Spadano. Ortega, D'Incecco per Masciulli, cade a terra, guarda la porta Luna, si è mossa anche Piccinno, traversa di nuovo, Spadano può allontanare. Spadano all'indietro dal capitano, destro, sotto l'incrocio bellissimo, Eva Ortega per il 4-3 del Montesilvano sul Molfetta. Gol strepitoso, l'esultanza verso le telecamere. Recupera Caballero, perde forse l'attimo giusto per calciare, la pisata, Castro con la punta all'angolino, 4-4. Si è subito rifatta Castro che aveva calciato altissimo poco fa, ora perfetta nel pareggio. Inseguita ancora da Piccinno, saltata 2 volte, Ortega sta tornando in porta dell'Ernia, va al destro di Ortega sulla traversa dopo un'azione incredibile. E finisce qui la regular season, 4-4 il risultato di questa bellissima partita.